Ma che ci sta a succedere? Ma che ci sta a succedere? Tiriamo il freno, abbassiamo il volume. Che tutto ciò, che tutto quello che accade non è casuale. I due ventunenni e il 23enne la settimana scorsa, due diciannovenni l'altro ieri, e ora leggo di un altro ragazzo 24 anni ieri, e poi quello che ammazza con 18 coltellate del figlio, e poi ammazza la moglie, quello che decapita quell'altra. Tutti i giorni stiamo vivendo in un momento in cui abbiamo messo in preventivo i suicidi. Stiamo vivendo in un'epoca in cui apri Ansa.it e non ci sta borsa più 020, il Presidente del Consiglio parla di sviluppo, si parla di omicidi, di suicidi e di tragedie. De guerre? Ma che ci sta a succedere? Ma tiriamo sto freno. Sto vivendo un'epoca in cui se ti compri il Ferrari sei indotto a pensare che quello spaccia o evade o fa lo strozzo, o spaccia, evade, strozza, non che è bravo. Ma che ci sta a succedere? Che ci sta a succedere, io dico. Stiamo vivendo una società dove un ragazzo che ha perso la madre e ti fa vedere in quali condizioni di una malattia grave e ti dice affinché magari qualcun altro non viva questa condizione, dai qualcosa per la ricerca e poi se vuoi buttati il secchiello di ghiaccio. E tutti sti teste di cazzo nel nostro paese ci stanno a fare una figura di merda, tutti a buttarsi sotto il ghiaccio a fare sfida e nessuno che sta a far vedere che ha messo l'assegno a un bonifico. Ma che ci sta a succedere? Questa è una mancanza di rispetto nei confronti di quel ragazzo. Che figura di merda stiamo a fare? Solo omicidi, suicidi e tragedie. È un bollettino di guerra e noi non ce ne accorgiamo più, è fuori controllo. E allora dovremmo da frenare noi, perché se l'acceleratore è marcio, se il conduttore è marcio perché accelera senza freni o perché accelera senza voler frenare, e noi non potremo continuare ad andarsi a ammazzare, perché se il conducente è marcio. Ma che ci sta a succedere? Mi bevo un goccetto di vino, pensa un po'. Io non capisco più e penso che nulla sia casuale e penso che quello bravo, che è l'unica mia ancora di salvezza, quando fa lo stronzo, lo fa volutamente finché non capiamo che finché famo gli stronzi, purtroppo estrae il numero e non è una bella cosa quando estrae, non è una vittoria, non è tombola, è morte, è sofferenza, è sacrificio. Per me sono vite sacrificate per la merda che siamo. Ma che ci sta a succedere? Tiriamo il freno finché potremo. Io non la faccio più a leggere omicidi e suicidi tutti i giorni, come se fosse il Superenalotto o la previsione del tempo. Non si può fare. Non si può fare. Cioè, si può lasciare vinta. Deve far passare il concetto che 10 persone al giorno si possono ammazzare o possono ammazzare qualcuno, andare in prima pagina come l'estrazione del lotto. Senza che nessuno dica, ma che cazzo stiamo a fare? Io sto a fare un video per parlarne, non so nessuno. Però mi andava di condividerlo sta cosa, perché che ci sta a succedere? Se io do la macchina in mano a uno stronzo, alla prima curva me ne rendo conto, o faccio scendere, non lo continuo a far guidare. Senza cattiveria, senza rivoluzione, ma con cuore e passione. Qua c'è un guidatore che è bravo, e non è politica, pezzo de merda! Ah, pezzo de merda! Che hai pensato questo solo sto secondo. È buon senso, è buon padre di famiglia, perché io mi sento italico, mi sento padre italico. E oggi mio padre non lo riconosco, quello che pensate essere mio padre, perché sta a dirigere sto paese. Riconosco solo mio padre e mia madre. Ma che ci sta a succedere? Guardiamoci allo specchio.
sputiamo se in fascia se ci devono sputare, senza paura, senza giudicare, ma freniamo. Non gliela faccio più a vedere omicidi, suicidi e incidenti troppo casuali. Qua di casuale non c'è un cazzo. Secondo te sto male? Io torno a farmi il bagno in piscina perché sono miracolato e ho 2 piotte per pagarmi l'albergo. E me ne rendo conto perché sono bravo, mi faccio il culo e me ne rendo conto. E non spaccio, non strozzo e non vado. Vaffanculo. Viva la vita!